Sì, Jeep, aspetta, perdonami, per dire una cosa, il devi dire. problema è che sei tutto pixelatissimo così, quindi ti chiedo la cortesia, vabbè che la voce si riconosce e tutto, di stare un pochino in una location più tranquilla, anche perché mi metti Esatto, seriamente in difficoltà perché i tuoi esatto. collaboratori sono anche minorenni, mi sembra, eh. Non è che c'è dello sfruttamento per caso? No, no, non sfrutto niente, sono Un tutti... No, pochino, un no, aspetta pochino. gli occhi, ti sfrutto! No, 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 fa così con la testolina. Hanno detto di no, beh, ma perché magari non mangiano da giorni. Infatti sono una mela, infatti. Questa mela la darai logicamente al tuo collaboratore affamato, giusto? Ma, ma sai che Evi, sei veramente... cioè, Perspicace, la parola che stai cercando. al volo prendi le cose al volo. Ti Allora Evi, ringrazio, di ma cosa parliamo? ho anche paura che magari, insomma, questa mela invece te la becchi tu e basta, cioè che alla fin fine No, fai la mela... tanto il finto generoso, ma te la mangi e basta. Non è No, così, non sarà così. ho le prove, guarda, la sto affettando, la taglio a pezzettini piccoli perché tra l'altro il piccolo CJ Sì? sta cambiando gli incisivi davanti. Quindi, quindi non è facile, insomma. No, deve lavorare di molari e la mela, sai bene che masticarla con i molari è molto, cioè, senza gli incisivi è abbastanza complicato, soprattutto sul morso iniziale. Beh, però questa cosa che mi stai regalando è veramente incredibile, cioè ti vedo anche provetto, tra virgolette, cuoco, io una roba del genere non la so fare, la mangio direttamente con la buccia. Quindi sei eclettico, io ricordo anche ai nostri telespettatori, e sbircio un pochino gli appunti, insomma, che sei del 74, si può dire che siamo coetanei, siamo vecchi tutte e due, però mi hai iniziato grazie a MTV e dopodiché hai realizzato un successo dopo l'altro. Sono ruffiano abbastanza? No, sei ironico. No, guarda, è così, perché hai creato un sacco o di web series o comunque di progetti creativi ed è per quello che ti stiamo intervistando questa sera, anche per spronare un pochino magari i timidoni, mi viene da dire, i timidoni della rete, cioè le persone che magari sono lì e dice io ho qualche idea ma non so come fare. Jeep, la prima domanda stupida che mi viene da chiederti è sicuramente come partire. Alla fin fine tu hai fatto un sacco di start-up, mi viene da dire. Hai anche cercato di realizzare un qualcosa di pazzesco, cioè del tipo di guadagnare 1 milione di euro in un anno. Quindi tante piccole cose, grandi progetti realizzati e altri magari ti chiedo ancora lì in stand-by. A te la parola. Sì, allora, mi piace molto, ti dico, siamo partiti, aspetta che si do la mail a CJ. Allora, aspetta che non volete andare a casa a fare i gnocchi con la mamma? No? Allora niente, non vanno a fare i gnocchi con la mamma. E Niente. togligli la mela allora, se non collabora, scusa. No, va bene, allora avverto semplicemente la mamma che non ne ha per i gnocchi. Niente, grazie mille, Lenina. Ti si saluta Elena intanto. Ciao Elena, ciao, grazie per aver partecipato così velocemente a TV7 Vertigo. Allora, cos'è Questa che... sera è una puntata diversa dal solito, mi viene anche da dire Chissà finalmente che bella sta casa, tra usciamo l'altro. dal cliché. Ma è casa tua? Sì, tecnicamente, guarda che bella che è, la Cosa vuol dire libreria. tecnicamente? Cioè sì o no? Il rogito l'hai firmato tu Ah, o l'hai sì. rubata? Sei un No, occupante. siamo in affitto, cioè Ah, nel ok. senso mia, capito? Non ho avuto la perspicacia di comprare questo stabile prima di rendermi conto che il valore è decaduto in base al tasso di umidità che c'è qua dentro. Quindi a Venezia ti invidiano un pochino, sono invidiosi del tasso di Sì. umidità. Madonna, mi invidiano da morire. Di Senti un brutto. po' la domanda, mi hai detto un sacco di cagate e non hai detto la domanda alla fine. Hai fatto la domanda? La domanda io l'ho detta, in realtà è che te sei lì, che sei presissimo da farti gli affari tuoi, ma Eh. questo è Jeep, lo sappiamo, e te la sei persa.